Bellissima per cominciare, Dusty Springfield, la canzone si chiama Spooky e qui accanto a me, davanti a me c'è Nando Mariano. Ti do pochi secondi per spiegare perché fai spesso questo movimento. Che fai? Perché il movimento a me, dato che sono un pochettino vinilcultura, sì, mi piacciono moltissimo queste cose un po' grappa, vino, queste cose. C'è un marchincegno a mano, sì, che bisogna fare sempre così, ecco, che è molto bello. Quindi sei allenato. Senti, cominciamo. Tu sei buono o cattivo? Io penso buono, poi per le persone, per qualche persona dipende, sarò anche cattivo, non lo so, ma io penso che d'animo bisogna essere sempre buoni e questa è una cosa che ho dentro, sono buonissimo. Senti, qual è la faccia del buono? Il buono c'ha una faccia? Questa qua. Ecco, guardate, questa è la faccia del buono. Allora, tu hai cantato una canzone bellissima che si chiama E io te creire. Sì. È un pezzo di Nino D'Angelo che hai cantato prima tu, poi c'è anche la versione di Nino D'Angelo. Testo e musica scritto da lui nel 1990 in un disco si chiamava Un altro me stesso, lui l'ha incisa nel 96. Sì. Allora, è una canzone bellissima, con un concetto fondamentale, cioè io credo in te. Tutti crediamo in qualcosa, ora le cose in cui credere sono tantissime, restringiamo il campo, ti do due possibilità. Tu credi molto di più al fatto di poter vincere 150.000 euro con la lotteria o credi molto di più al fatto che possa succedere un tuo concerto con Pino Daniele allo Stadio San Paolo? Penso che per un artista che vive di musica e che nel DNA c'è questa passione, non l'ho mai ritenuto un mestiere, pura passione, penso che la domanda è detta, un bel concerto con Pino Daniele. Che facciamo, il 26 giugno lo organizziamo? 26 giugno di quando viene? Parlo con i Marigliano? Sì, ti faccio dire il giorno e lo organizziamo. Perché intanto ci vengo lo stesso, al di là del giorno. Ma lo so, ma anche io, ma figurati. Allora, ci sono le invasioni sagge, adesso ti faccio sentire una cosa bellissima. Massimo Troisi, che durante il corso paesano, Perché? Di dove sei tu? Io sono di San Giorgio a Cremano, lui abita a due palazzi, cioè abitava, cioè c'è ancora la sorella. Non voglio sapere dove abiti, San Giorgio Vecchia o Nuova? San Giorgio Vecchia. Ma come me, storico. Ma è pazzesco. Allora ti faccio sentire Massimo Troisi che durante il corso di intervista dice io sono egoista. Ascolta. Sto pensando di essere addirittura egoista, non lo so, questa è una cosa che dovremmo fare più avanti tra qualche anno. A me sto diventando egoista, non ho la forza, la voglia di dirmelo, perché non può essere che sbagliano sempre i miei amici, dai, qualche volta ci sbaglierò pure io, allora vuol dire che cosa non funziona, secondo me che un po' forse sono sempre stato egoista, allora, chi lo sa. Ecco, perfetto, insomma non possono sbagliare sempre i miei amici, qualche volta sbaglio anche io, quindi sono egoista. Adesso ti faccio un test, vediamo tu quanto sei egoista. Ti faccio 3 domande, mi devi rispondere sì o no. Allora, tu rinunceresti alla partita del Napoli per accompagnare tua moglie da tua suocera? No. Bene. Allora, sei in procinto di cantare durante una cerimonia. Un tuo collega ti chiede di cantare prima perché dopo ha diversi impegni. Tu che fai? Lo fai cantare prima? No. Bene. 3. Un amico acquista per te un gratta e vinci. Tu gratti e scopri di aver vinto 20.000 euro. Il tuo amico chiede la metà della cifra. Gliela dai? Sì. Vabbè, sei egoista, cioè nel senso che questa non ti ha salvato, però hai detto due cose terribili. Sì, lo sapevo già, per questo ridevo, perché lo sapevo. Allora, il Napoli sono tifosissimo e indubbiamente non puoi chiedermi una cosa proprio quando c'è una giornata intera, giusto, è anche egoista all'altra persona. Per quanto riguarda i colleghi, non ci sono colleghi che hanno più impegni di te. Ma io credo che è un fatto anche di rispetto, se sto prima perché devo cedere il posto a un altro, è anche un discorso di non essere egoisti, è anche un discorso di essere reali, obiettivi e magari far valutare il proprio personaggio. Senti, adesso entriamo un attimo in rete e volevo sapere, quando ti metti al computer, no? Sì. E devi scegliere un programma... Sono una frana al computer, vero? Vabbè, insomma, devi scegliere un programma. Sì. Dove entri prima? Anzi, giusto, dove entri prima? Su YouPorn o su Facebook? Su Facebook, su YouPorn, io penso che queste cose uno deve tenerle dentro, è meglio magari non visionarle, no? Sei sicuro? Magari. Ci sei mai entrato tu? Ma per curiosità sì, penso che tutti noi. Quindi sei entrato 2 secondi e hai detto, oh, che cosa vedo, e sei uscito. Ma poi oggi come oggi penso che non sia adesso più novità, vedere magari il sesso è sempre una novità quando succede. Ma forse anni indietro era magari un pochettino più chiusa la cosa, allora magari era più curiosità, oggi è alla portata... È alla portata di tutti. Alla portata, quindi penso che non sia più curiosità. Bene, ci sono le invasioni materne. Ti faccio ascoltare cosa dice la mamma di Gianna Nannini sulla voce della figlia. Ascolta. Da principio la voce non mi sembrava tanto bella, diciamo.
Però quando è nata il cordone ombelicale delle bambine si metteva sotto una rosa perché dicevano che veniva la voce bella. Forse è stato questo. Bella è impossibile, sì. È vero, da sopportare. Allora, questa era la voce della mamma di Gianna Nannini. Tu ti ricordi... Uguale alla figlia. Senti, ti ricordi la prima cosa che ti ha detto tua madre quando ti ha ascoltato cantare? Mia mamma, diciamo che io ho vissuto più le mie emozioni che un mio padre, però mia mamma era sempre un po' scettica, non perché magari non voleva che il figlio cantasse, però sai, le mamme sono sempre impara un mestiere, Sì, che cosa voleva magari, che facessi? L'avvocato? Ma qualsiasi cosa magari Tranne che gli dia magari più sicurezza, vedeva sempre il cantare come magari una cosa improvvisata, senza futuro, magari come in tutti i campi Capisco, artistici. insomma, il problema è la difficoltà che possono avere tutte le mamme. Però ovviamente quando poi ho avuto le prime sensazioni, magari i primi successi, ha per cambiato una mamma idea. è sempre una gioia. Adesso un momento importantissimo, è una cosa che faccio con te, che chiedo a te, ma chiederò a molte delle persone che si siederanno al tuo posto. Qual è la parola che tu dici più spesso? Pensaci bene, è importante, la parola che dici più spesso tutti i giorni quando sei a casa, con i familiari, tra gli amici, tra i colleghi di lavoro, pensaci, ce l'hai? Ma ne sono più di una. Una, però... me ne devi dire una, è importante. Non mi viene adesso, devo dirti la verità, non mi viene una parola che dico spessissimo, perché poi io sono un chiacchierone, quindi a volte giro sempre intorno alle parole, non c'è una parola. Però a volte, sai, in tutte le cose uno... Cioè, per esempio, dici più ciao o più arrivederci? Molto più ciao. Ecco, perfetto, l'abbiamo trovata. Senti, volendo fare una grande novità discografica, no? Tu faresti un disco tutto in italiano o un disco di duetti con i tuoi colleghi napoletani? Sarebbe più bello fare un disco di duetti con tutti i miei colleghi napoletani. Qual è il anche primo? Per un confronto. Sì, qual è il primo che chiameresti? Nino D'Angelo, perché diciamo e che l'ultimo? musicalmente... L'ultimo Gigi D'Alessio, perché mi differisce un po' la musicalità. Non per paura che Gigi D'Alessio non venga. No, un fatto musicale diverso. Allora, siamo al momento delle facce. Chi fa la televisione deve saper fare le facce. Tu guardi mai Barbara D'Urso? Sì, insomma, la guardi, dai, lei fa tante facce. Allora io adesso ti propongo 3 situazioni. Per ogni situazione tu mi fai la faccia. Allora, torni a casa e scopri che sono passati i ladri. Che faccia fai? Perfetta. Una donna senza mezze misure ti tocca il sedere. Che faccia fai? Non ho capito se è una roba di piacere, ti fa piacere. E allora rifacciamola meglio. Ha detto una donna? Sì, una cosa, ho detto una donna, certo, facciamola meglio, rifacciamola. Una donna ti tocca il sedere, tu che faccia fai? Ah, adesso è chiaro, bene. Senti, una tua canzone inedita che tu non hai ancora cantato, la ascolti alla radio cantata da un altro. Che faccia fai? Se è una bella voce, una bella faccia... Ah, non ti incazzi? No. Ma chi ci crede? Bene, in chiusura è il momento dedicato ai colti, a quelli che si fanno le grandi domande. Chi sono? Dove voglio andare? Allora io ti chiedo, chi sei? Ma sono una persona che al primo posto ha sempre messo la coerenza. Cioè sono coerente in quello che ho fatto, in quello che posso fare da domani in poi. Per questo ho vissuto questo mio modo di essere in un modo semplice. Infatti il disco nuovo, che poi ti dirò, si intitola Semplicemente Io, perché forse le persone amano in Nando che la semplicità. Non vedono l'artista magari quello un po' arrogante. Dove sei? Dove sei? Dove sono, in che senso? Dove sei? La risposta deve essere, insomma, di tua... Cioè dove sono in cui c'è... Dove sei? Io ti chiedo dove sei, tu mi rispondi, mi puoi dire anche sul tram, se lo ritieni. Dove sei? Non ho capito. Bene, andiamo avanti. Vuoi davvero quello che hai? Penso proprio di sì. Perfetto, siamo in chiusura, puoi parlare del disco, perché è uscito un disco, giusto? No, però deve uscire, siamo in cantiere, dovrebbe uscire il 14 febbraio. Sì. Data tutto... Conosci già il titolo del disco? Semplicemente Io, perché appunto è un disco molto semplice, e poi in questo disco diciamo che manifesto musicalmente molto il mio essere. Perfetto, in bocca al lupo. Non ti ho presentato Chip, che insomma, guarda, dagli la mano se vuoi, è il mio Chip. Porta fortuna. Grazie a Nando Mariano. Grazie. Cari telespettatori, non finisce. Dimmi, volevi dire qualcosa? Non ti voglio grazie a te per l'invito. Ok, non finisce, continua